Eccoci, buongiorno, ciao, benvenuti. Ore 14 in punto, diretta live da Fondazione Banca degli Occhi. Le parole del dono che oggi si trasformeranno in parole di speranza, si trasformeranno in parole di gratitudine, si trasformeranno in parole di vita. E lo facciamo grazie a un graditissimo ospite che ringraziamo davvero di cuore di aver accettato l'invito a partecipare alla nostra trasmissione. Lo facciamo col dottor Giuseppe Feltrin, direttore del Centro Regionale Trapianti. Ciao Giuseppe, benvenuto, ciao. Ciao Enrico, buongiorno a tutti, grazie di questo bell'invito. Prendiamo un caffè insieme praticamente. Esatto, un caffè, una pausa caffè di una quindicina di minuti e dopo tutti noi torniamo a lavorare. Innanzitutto allora, grazie davvero di essere qui. Tu come stai? Io sto bene, dai, cerchiamo di andare avanti, sono momenti molto impegnativi per me, per i miei collaboratori, per tutti, però insomma dai, ce la mettiamo tutta. Bene, bene. Senti Giuseppe, io inizierei subito e ne approfitto proprio della tua presenza per così fare una riflessione. L'abbiamo fatta anche con gli amici dell'AIDO, con i presidenti dell'AIDO regionale, nazionale, un po' sull'andamento della donazione del trapianto. Quest'anno è stato un anno difficile, ci sono state molte sfide, abbiamo avuto la prima ondata di Covid, adesso c'è la seconda. Ecco, il dono però, questa è la nostra impressione, non si è fermato, la solidarietà è andata avanti e dobbiamo dire grazie davvero alle tante famiglie che hanno detto sì alla donazione. Ecco, ci dai un po' un quadro di come quest'anno è andato il mondo della donazione del trapianto? Allora Enrico, ovviamente anche il mondo della donazione ha risentito della pandemia, chiaramente. D'altro canto dovete considerare che tutte le persone che purtroppo, e la sofferenza è tanta per noi operatori, ma è ancora più grande per tutte le famiglie, tutte le persone che sono decedute con la positività al Covid purtroppo non sono state considerate come potenziali donatori. E quindi questo sicuramente ha avuto un impatto che anche noi come rete della donazione abbiamo sentito, quindi anche a fronte della volontà di donare dei familiari o magari espressa in vita anche da queste persone, purtroppo non abbiamo potuto concretizzare il dono proprio per un motivo medico molto chiaro, molto preciso e di sicurezza verso chi poi avrebbe ricevuto questo dono. Considera che in Italia complessivamente la flessione, tanto per parlare ad esempio di trapianti d'organo, la flessione complessiva delle donazioni che ha raggiunto probabilmente il suo picco nel periodo di marzo, tutto marzo, la metà di aprile, cioè con il primo lockdown, è stata intorno al 10% più o meno, no? Noi devo dire che ad esempio sull'ambito della donazione degli organi fino a questo momento abbiamo addirittura fatto meglio dello scorso anno, quindi insomma per noi è vero, sì, per noi in questo momento le cose sono andate bene. Abbiamo forse, se vuoi, risentito un pochino di più delle corne, visto che poi siamo oggi ospiti di Banca degli Occhi, però devo dire che effettivamente la donazione è andata avanti e questo è il risultato del lavoro di tutti. Allora, no, diciamola meglio, intanto è il risultato di questo grande senso di solidarietà che è veramente proprio di questo territorio, che è una solidarietà che è venuta fuori ancora di più in questo momento, no? In cui ci si è resi conto che c'era anche un problema di salute che ci accomunava tutti. Quindi chi ha potuto, anche nella sofferenza, ha cercato di aiutare gli altri. E questo è bellissimo secondo me. E poi devo dirti il grande lavoro di tutti gli operatori. Considerate che una buona parte delle persone che si occupano della donazione sono le stesse persone che poi si occupano di curare i pazienti Covid in terapia intensiva, quindi nel punto di massima complessità della cura. E devo dirti che questo è stato veramente quasi commovente, devo dirti la verità, perché considera che noi abbiamo superato le donazioni dello scorso anno proprio in agosto, quando teoricamente questi colleghi si godevano un pochino di riposo tra la fine del primo lockdown e la probabilità che iniziasse il secondo. Quindi insomma, molto direi, veramente molto. Ecco, però
chi è? Caro Luca Cestaro, Ok. ciao, presidente Ciao. regionale AIDO. Ciao, Luca. Avremo nostro ospite a dicembre. Ecco, Giuseppe, perché è importante comunque insistere sempre sulla sensibilizzazione della cultura del dono? Bisogna insistere perché è un messaggio di cui non ci dobbiamo dimenticare mai, ok? Perché c'è un grande terreno di sensibilità, c'è un grande terreno che proprio, guarda, adesso abbiamo visto il saluto di Luca, che proprio anche a AIDO ci aiuta a tenere vivo nel territorio, però è sempre importante parlarne, Enrico, non dobbiamo mai, come dire, dare per scontato il tema della donazione, il tema del trapianto, perché abbiamo bisogno che tutte le persone abbiano tutte le informazioni per poter decidere cosa fare. Quindi anche un'opportunità come questa, 10 minuti di una piccola finestra, fanno molto perché ci aiutano a ricordare questi temi e ci aiutano a ricordare a tutti quelli che ci ascoltano, sappiatelo che ci sono tutti i nostri siti, io vi ricordo quello della Regione Veneto che è CRT, che è il sito del CRT, Coordinamento Regionale Trapianti, dove se volete potete trovare un pochino di informazioni rispetto alla donazione e quant'altro. E poi ricordatevi sempre, a chiunque ci sta ascoltando, che se avete dei dubbi, delle cose, volete sapere, ed è legittimo, e tutte le domande sono giuste, per definizione, perché non fate il nostro mestiere, chiamateci, cercateci, ci sono anche una serie di numeri di telefono. Però è importante veramente parlarne. Questo è molto molto importante. Bene, questo è un messaggio davvero molto importante. E ancora volevo chiederti sul versante della donazione, dopo magari approfondiremo anche il versante del trapianto. Quanto ti manca non andare nelle scuole a parlare? Allora mi mancano, Enrico, in questo momento tutte le forme di contatto diretto con le persone. Allora è molto bello riuscirci a trovare così, d'accordo? Però finire questa conversazione andando a bere insieme quel famoso caffè di prima o dandosi una palma sulla spalla è un'altra cosa, e anche la sensazione, le emozioni delle persone, insomma, passano in una maniera completamente diversa. Poi, sai, la donazione, no? Il fatto per una persona di scegliere di donare è molto spesso anche un fatto di grande fiducia nei confronti del professionista che ti sta parlando. Nulla sostituisce la relazione umana che c'è in quel momento, per cui quando poi vai a parlare con i ragazzi, abbiamo fatto grandissime, bellissime esperienze con AIDO, anche con gli operatori dei comuni, perché sai che possiamo raccogliere anche l'espressione di volontà quando Ecco, specifichiamo. Ecco, però per dirti, quando siamo andati a parlare con gli operatori dell'anagrafi, che poi sono loro che fanno le cose, e loro alla fine ti dicono, guarda, mi hai insegnato come farlo professionalmente, d'accordo? Sì. Mi hai dato un sacco di informazioni che io non avevo e ti ringrazio. E tanti ti dicono, mi dirò anch'io che voglio donare. Cioè, il rapporto di prossimità con le persone, beh, insomma, ha un gran peso, sì, sì. Per cui speriamo veramente di poterlo ritornare presto, questo sì, decisamente. Certo, ecco, io ho sempre, mi piace ricordare che proprio la donazione, questo impegno costante di medici, di infermieri, il sì della famiglia, il coinvolgimento anche delle banche, il coinvolgimento dell'equipe di prelievo. Ecco, ho sempre l'idea che questo grande dono sia frutto non tanto del lavoro di un cavaliere solitario, ma proprio di un grande gioco di squadra, di un grande affiatamento tra gli operatori, e userei il termine, proprio usando le parole del dono, di fiducia dei cittadini rispetto alla nostra sanità, fiducia tra tutti quelli che partecipano a questo grande percorso del dono. Ecco, ci racconti un po' come sono strutturati i coordinamenti ospedalieri trapianti e qual è il loro ruolo? Noi siamo un sistema regionale trapianti e siamo una rete dei trapianti. E dire rete in questo caso è un concetto molto preciso, perché veramente avete messo il sito, grazie, lì trovate un po' di risposte se avete voglia di guardare un pochino sulla donazione, e poi ripeto, chiamateci, ci sono i nostri numeri. Siamo una rete, nel senso che siamo una serie di persone che si intersecano
e che veramente lavorano insieme, avendo tutto uno stesso obiettivo e avendo ben chiaro il rispetto assoluto per chi sta davanti a noi, cioè la famiglia dei donatori e per il donatore. Okay? E corriamo tutti insieme nella speranza di arrivare veramente poi alla donazione e al trapianto. Questa rete è fatta di una serie di professionisti incredibili, che sono medici e infermieri, sono molto spesso anestesisti, per quello vi dicevo prima che sono adesso poi coinvolti anche con il Covid, più una serie di infermieri che dentro a ciascun ospedale, sempre sul nostro sito vedete poi i contatti per ciascun ospedale con i nomi dei medici, si occupano di cercare così i potenziali donatori e quindi poi di approcciare le famiglie. Dietro a questa rete poi c'è un sistema superiore che è appunto il sistema del coordinamento regionale trapianti, la struttura che io dirigo adesso, e poi ci colleghiamo direttamente con la rete nazionale dei trapianti. Considera che quando noi facciamo una donazione di organi, in una sera il coordinatore locale, cioè il medico che segue la donazione, può arrivare a ricevere 150-200 telefonate di tutte queste persone che cercano di mettere insieme le cose. E poi alla fine di tutto questo percorso, se la donazione si concretizza, ci sono le banche che a loro volta aprono un altro percorso, quindi prelevano le cornee che vengono donate, oppure ci sono i centri trapianti che prelevano gli organi che vengono donati e che poi iniziano tutto il percorso successivo, che è il percorso del trapianto, e quindi siamo collegati anche con il sistema dei centri di trapianto. In Veneto abbiamo 3 banche, ci siete voi, Banca Occhi, c'è la Banca dei Tessuti a Treviso e c'è la Banca della Cute a Verona. Abbiamo 4 ospedali dove si fanno trapianti: Verona, Padova, Vicenza, Treviso. A Vicenza e Treviso si fa solo il rene, a Verona si fa il trapianto di cuore, di fegato, di rene, e a Padova si fa il trapianto di cuore, di polmone, di fegato, di rene, di pancreas, sia nel paziente adulto che nel paziente pediatrico. Insomma, è una macchina molto, molto, molto articolata, ma che lavora tutta insieme verso il paziente che deve essere curato. Non dimentichiamoci mai, Enrico, che abbiamo più di 1200 pazienti in lista d'attesa per un organo in questo momento. Un dato importante da ricordare. Solo nella nostra regione. Solo in questo momento nella nostra regione. Di tutte le età, bambini, adulti, 1200 pazienti. Quindi noi lavoriamo perché quel numero si abbassi, ok? Sì. Questo è il significato del nostro lavoro. Assolutamente. Ecco, e tu che hai un po' la visione proprio d'insieme, qual è secondo te la sensazione che le persone che ricevono questo, le prime sensazioni delle persone che ricevono questi straordinari doni, che sia un tessuto oculare, quindi la gioia di tornare a vedere, che sia un organo, di ritrovare questa vita che era proprio appesa a un filo. Un po' la tua esperienza. Sai Enrico, allora, per dirti, la donazione delle cornee, certo, chi non riceve una cornea non ci vede, non muore. Chi non riceve un organo, un cuore, muore. Okay? I pazienti in lista d'attesa di organo muoiono. Quindi se noi non riusciamo a trovare un organo per loro, c'è una buona probabilità che questi pazienti muoiano. Però anche chi non riceve una cornea, non ci vede, nel momento in cui può avere la cornea e vederci, trasforma completamente la sua qualità della vita. Per chi riceve gli organi, chiaramente c'è un impatto incredibile sulla qualità della vita, perché queste persone ritornano a vivere, molti di loro sono fermi a letto, non riescono più a fare niente, quindi insomma cambi completamente la loro vita e c'è un impatto anche sulla loro possibilità di sopravvivere. Cioè, da una prospettiva di buio, ok, non so se domani ci sono, a una prospettiva di vita che dura nel tempo e di una buona qualità della vita. Io dico sempre, io ho seguito tanti malati io mi occupavo di trapianto di cuore, ho tanti malati che io ho visto da ragazzini, 18enni, e che poi sono tornati papà, quindi sono riusciti a farsi una famiglia, e in qualche caso qualcuno di loro poi io l'ho visto da papà diventare anche, avere dei nipoti. Capisci che, insomma, se tu pensi che queste persone non nemmeno pensavano di arrivare a domani, insomma, età è grande, e per noi che facciamo questo mestiere è una soddisfazione
incredibile, incredibile. Ma anche banalmente, guarda Enrico, i pazienti trapiantati che poi si mettono a fare uno sport, no? Certo. Insomma, i pazienti la mattina prima non riuscivano a camminare, poi fanno uno sport e fanno le maratone che io non sono neanche capace di alzarmi da sta seggiola, vuol dire. Fisicamente sono molto superiori a te. E beh, insomma, è bello, è molto bello, molto bello. E tu li hai seguiti in questo percorso, quindi li vedi crescere. Sono delle sensazioni notevoli per loro, veramente notevoli. Ecco, e invece alle famiglie dei donatori, magari c'è qualche familiare che ci segue, qual è il messaggio che dal cuore ti viene? Guardate, allora, lo sintetizzo in una parola: grazie. Perché voi avete fatto nel momento, probabilmente in uno dei momenti più brutti della vostra vita, il momento in cui vi viene comunicato che un vostro caro è deceduto, una scelta di solidarietà che è incommensurabile. Io mi auguro che veramente di potervi restituire in queste parole un po' il senso da medico del valore di quella scelta, di quello che voi avete deciso di fare in quel momento. L'augurio, poi la speranza è che questo, come dire, è difficile dire che una donazione non dà un senso alla perdita, ok? Con la donazione non riesci a dare il senso alla perdita, perché una perdita di una persona cara non ha un senso, non ce l'ha una spiegazione, è solo dolore, d'accordo? Però io veramente mi auguro che sia quantomeno un pochino di conforto, perché è un qualcosa che resta oltre la persona. E il valore del dono è proprio questo. È qualcosa che uno ha fatto liberamente, è una scelta di solidarietà che aiuta qualcun altro. In fondo, se ci pensate un po', Enrico, no? È un po' quello che succede adesso nella pandemia, no? Nella pandemia io posso scegliere di non lavarmi le mani, non mettermi la mascherina, no? Ma quando io faccio quella scelta, e questo adesso è diventato, io spero, chiaro a molti, non ho un effetto solo su di me, perché se io non mi lavo una mano e non metto la mascherina, probabilmente a un certo punto rischierò di infettarmi. Ma con quella mia scelta condiziono la possibilità degli altri di star bene o di star male. In positivo, se ci pensi, se ci pensate un po', il dono è questo: la mia scelta, la scelta di donare, condiziona positivamente la salute degli altri. E questa è proprio la solidarietà, quella vera, quella profonda, no? Ed è proprio il senso del dono, no? Di quella cosa che dai senza volere nulla in cambio, sapendo che però stai facendo un regalo a qualcuno, e quel qualcuno potrà usufruire di questo regalo, potrà stare meglio dopo questo regalo. Quindi veramente io ringrazio tutti, tutte le famiglie dei donatori, perché insomma io penso che grazie sia l'unica parola che vi possiamo dire, è quella che rende di più il concetto. Certo, e ci uniamo davvero anche noi. Giuseppe, l'ultima domanda. Sì. A me ha sempre colpito molto in questi anni, ormai sono parecchi anni che anch'io lavoro qui in fondazione e nella rete veneta, mi ha colpito molto il grande senso di umanità di medici infermieri unito alla grande capacità professionale. Ecco, sono due caratteristiche davvero importanti, davvero fondamentali, e devo dire anche eccezionali per il tipo di professione, cioè riuscire a unire questa grande capacità medico-scientifica a una grande capacità di relazione, di empatia, di umanità verso i familiari dei donatori, verso comunque il tuo prossimo. Ecco, condividi, io credo che tu hai una grande esperienza e anche sei a capo di questa rete davvero eccellenza in Italia. Ecco, mi sento di dire grazie proprio agli operatori, perché in questo periodo stanno dando davvero il massimo in termini di empatia, in termini professionali. Guarda Enrico, sì, sono chi lavora con me, chi mi sta dando una mano, medici, infermieri, tutti veramente
dimostrano una sensibilità che va veramente, come dici un pochino tu, al di là degli aspetti professionali, dell'aspetto semplicemente professionale, perché mai come adesso hai a che fare continuamente con la sofferenza. E quindi interfacciarsi con la sofferenza, cercando però di portare un po' di sicurezza, cercando di portare un po' di sollievo, è qualcosa che veramente li rende particolari. Noi, tutti i professionisti, sono bravi. Per fare questa cosa, è vero, forse serve qualcosina in più, è vero, perché bisogna avere una capacità di guardarsi dentro, di relazionarsi con le persone, anche di non aver paura di portare fuori le proprie paure come professionisti, perché chi è davanti a te in quel momento, la famiglia del donatore, capisce, ti legge negli occhi, ti legge dentro. Quindi sono persone a cui io veramente devo tanto e sono delle grandi persone, vero? Quindi bisogna veramente ringraziare tutti coloro che negli ospedali ogni giorno si danno da fare per cercare di portare avanti la donazione. E poi lo vediamo nei numeri e nei risultati. Ecco, e chiudo con quest'ultima domanda. Quali sono le sfide prossime del mondo della donazione del trapianto? Guarda, abbiamo parecchie cose su cui muoverci, nel senso che abbiamo la nuova frontiera per quanto riguarda gli organi che dobbiamo espandere, per esempio della donazione a cuore fermo, ma adesso abbiamo anche una serie di dispositivi, di macchine che ci aiutano a valutare gli organi per capire se sono utilizzabili, come potrebbero funzionare quando vengono trapiantati, e quella è un'altra strada che abbiamo iniziato, su cui stiamo lavorando. Dobbiamo cercare di migliorare anche i percorsi per i pazienti, perché questi pazienti dovrebbero viaggiare su dei percorsi un pochino protetti e riuscire rapidamente ad avere gli esami che devono fare, se devono essere valutati per il trapianto e per quant'altro. E poi l'altra grossa strada su cui dobbiamo lavorare, su cui ci piacerebbe lavorare molto, è dare sempre quotidianamente la possibilità alle persone di essere informate. Quindi sempre il nostro sito, che adesso vediamo se qualcuno ce lo rimette. Dalla regia. Eccolo qui. Grazie Maria Paola Scaramuzza. Grazie Paola, grazie. Ma anche ci piacerebbe molto, stiamo iniziando a lavorare, la Regione ci ha dato un mandato già su questo con una delibera regionale, per costruire nei prossimi 2 anni una bella campagna di comunicazione che sia proprio mirata per cercare di aiutare le persone a capire, perché sai, il punto è sempre quello. Noi possiamo, qua si tratta, ciao Paola, ciao, grazie. Noi possiamo fare veramente, veramente, veramente molto, ma l'importante è che la donazione sia il risultato di una scelta, ok? E si sceglie qualsiasi cosa quando si è ben convinti di quello che si sta scegliendo. Quindi il nostro lavoro sarà proprio di informare, e su questo Paola prima, tutte le persone di Idol che ci stanno guardando, ragazzi, abbiamo bisogno tanto anche di voi. Adesso quest'anno è stato un anno così, adesso cerchiamo di vedere come va l'anno prossimo, ma abbiamo bisogno di stare in mezzo alle persone e parlare perché le persone capiscano, siano informate e poi possono scegliere con la massima serenità se intendono essere o non essere donatori. Bene, grazie davvero al dottor Giuseppe Feltrin, grazie Giuseppe per la tua partecipazione. Il tempo, ahimè, caffè lungo, Enrico. Caffè lungo, perché qui il tempo vola, ma sarei rimasto molto volentieri ancora a fare 4 chiacchiere con te. Riceverai la nostra maglietta Non perdiamoci di vista, eccola qui. Bellissima. E noi inviamo a tutti gli ospiti della nostra trasmissione. Davvero, grazie Giuseppe. Prego. Mi fai solo, Enrico, ringraziare, dicevo, tutti i medici, tutti i professionisti, tutti i direttori di tutti gli ospedali che ci stanno dando una mano a lavorare, ma fammi anche ringraziare la Regione, nella persona anche dell'assessore Lanzarin e poi di tutta l'area sanità e sociale, che è la direzione generale della sanità nel Veneto, perché non ci hanno veramente mollato mai e ci stanno dando continuamente una mano per andare avanti. Certo. Grazie. Grazie, doverosissimo.
Quindi grazie davvero di cuore al dottor Giuseppe Feltrin. Cari amici, noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle ore 14, con il professor Sandro Spinsanti. Puntatona anche giovedì prossimo per le parole del dono. Giuseppe, che il cielo sia sempre più blu. Ciao, grazie a tutti per averci seguito. Evviva la prossima puntata. Ciao a tutti, grazie Giuseppe. Ciao.